ero in Grecia, quando sono tornata ho trovato anch'io i teloni, i gazebo divelti, abbiamo raccolto rami per 2 giorni e ho sentito dalla Grecia cosa era accaduto praticamente a casa mia. Io potevo tornare e non trovare più avere una casa cabrio invece che avere una casa con il tetto. E quindi la tua proposta è quella di fare? Certo, di fare i veneti che aiutano i veneti e con questo misurare quanto sia l'amore che hanno i veneti per il Veneto e per i veneti stessi. Allora, la data che abbiamo concordato con la collaborazione della Fondazione Giorgio Panto sarà proprio il 4 ottobre, dopo Braccio per Giorgio, di cui abbiamo visto le immagini nella nostra sigla, e organizzeremo un concerto di beneficenza per raccogliere fondi. Ma non sarà solamente un concerto perché non siamo tutti cantanti in Veneto, cioè ci sarà bisogno anche del pittore famoso, dell'allenatore famoso. Ok, abbiamo uno sportivo, ci può pensare anche lui. Del ciclista famoso, porca miseria, altro che. Quindi lei, Tani, ha un po' di numeri di veneti da suggerirci? Sì, però c'è da dire una cosa che la voglio veramente ammettere: i veneti hanno una forza enorme, enorme. Io ho visto tanti drammi che sono successi in questa regione negli anni passati, hanno veramente una forza, una dignità per ricostruire, per lavorare, per mettersi veramente mattone su mattone, e questo veramente è un applauso che faccio. Sono bloccati le maniche tutti, subito, non sono rimasti non sono stati lì a aspettare, oddio non arrivano, e questa è veramente una cosa tipica del Veneto e veramente del Friuli. Però, ovviamente. Sono sicuro che nella sua agendina un po' di numeri di persone ci possono essere. Io spero che avrò la sua collaborazione per cercare di coinvolgerli. Cercheremo. Ci conto. Ma ci conto anch'io, anche non solo di personaggi veneti. Biraghi, ci possiamo... Sì, ci possiamo contare. Noi tra l'altro siamo reduci proprio in una missione che abbiamo fatto a febbraio in Guinea-Bissau, dove i frati erano tutti veneti. Ho visto una grandissima solidarietà. Quindi ci dà la mano?